oggi è a Verona per questa festa della CGIL, certo con i venti che tirano credo che ci sia poco da festeggiare, c'è oggi un dibattito sull'autonomia differenziata, direbbe Ottavia Piccola, abbiamo una bella gatta a pelare. Sì, abbiamo un progetto di sovvertimento della Costituzione antifascista nata dalla Resistenza e fondata sul lavoro. Il combinato disposto, autonomia differenziata, legge Calderoli appena approvata in via definitiva, premierato approvato in prima lettura al Senato e aggiungo anche disegno di legge Nordio sulla separazione delle carriere, sta mettendo in discussione i principi e i valori fondamentali della nostra Carta. E noi dobbiamo essere all'altezza di questa sfida. A partire, il primo step, il primo tempo di questa battaglia è quello contro la legge Calderoli che vuole dividere, frammentare il nostro Paese con l'illusione di tenerlo unito con la donna o l'uomo solo al comando. Direi che la destra, a distanza di 80 anni dalla sua sconfitta storica, pensa che sia arrivato il momento che ci siano le condizioni proprio per superare la nostra Carta Costituzionale. E quindi noi in questa battaglia, non da soli, ma insieme a tantissime forze politiche, sociali, istituzionali, associative, abbiamo lanciato la prima offensiva, che è quella di costituire un comitato referendario, raccogliere le firme immediatamente. È agosto, è difficile, è complicato, ma non abbiamo alternative per abrogare totalmente la legge Calderoli. Una legge che fa male non solo al Mezzogiorno, è una legge che fa male a tutto il Paese ed è una legge che fa male soprattutto ai lavoratori, ai pensionati, ai precari e ai ceti popolari. Pensiamo soltanto alla fine del welfare pubblico e universalistico, pensiamo alla regionalizzazione della scuola che metterebbe in discussione addirittura l'identità culturale del Paese, pensiamo all'attacco al contratto collettivo nazionale di lavoro, non solo per i settori pubblici, per la scuola, ma per tutti i settori di quelle infinite materie che le regioni potrebbero chiedere. Pensiamo anche a un tema come salute e sicurezza drammaticamente attuale. Già oggi sappiamo come la gestione regionale limitata agli aspetti amministrativi non sta funzionando. Proviamo solo a immaginare cosa vorrebbe dire togliere allo Stato qualsiasi competenza legislativa e frammentarla in 1000 regioni. Faremmo dumping non solo sociale ma anche territoriale sulla pelle dei lavoratori. Per tutte queste ragioni noi siamo in campo, raccogliamo le firme, partiremo il prossimo weekend, il 20 di luglio, per una grande campagna di coinvolgimento del Paese e soprattutto per dire no all'autonomia differenziata e sì ad un'altra Italia, ad un altro modello di sviluppo. Poi c'è da fare una considerazione, laddove la Lega negli anni scorsi, che godeva di numeri sicuramente decisamente superiori a quelli attuali, pensiamo che la Lega attualmente è appena sopra il 9% sul 50% dei votanti, quindi stiamo parlando di numeri ridicoli, eppure è riuscita a trovare il proprio trampolino per poter mettere a segno questo disegno di secessione, fingendo di poter fare, mi viene in mente Bossi quando declamava Roma ladrona e poi abbiamo visto come è andata a finire. Nonostante questi numeri loro riescono ad andare avanti. Sì, ma i numeri sono soltanto formali nel Parlamento, loro sono minoranza nel Paese. Questo governo sta cercando di superare definitivamente la nostra Carta Costituzionale, pur rappresentando nei fatti meno del 26% degli elettori italiani. Questo è un problema di fondo, ma è anche un grande punto di forza. Noi questa battaglia la facciamo con grande volontà, ma anche con grande ottimismo. Pensiamo che ci siano tutte le condizioni per invece creare una maggioranza alternativa popolare nel Paese e pensiamo che, vediamo anche le condizioni, c'è un governo sulla difensiva, hanno approvato la legge Calderoli ma mezza maggioranza si vergogna pure di dirlo. Abbiamo segnali anche dagli orientamenti, dai sondaggi di opinioni, non rappresentano la maggioranza del Paese. Penso che questo sia una chiave fondamentale. Noi dobbiamo tenere insieme la questione istituzionale democratica, che è fondamentale, con la questione sociale. Questa è la chiave fondamentale, dire alle persone che non stiamo parlando di qualcosa di astratto, ma stiamo parlando di temi che riguardano la loro vita, il loro lavoro, perché la scuola, la sanità, il contratto collettivo, le gabbie salariali e quindi il salario, la salute e sicurezza, le politiche industriali.
come si può pensare di frammentare ad esempio a livello regionale le politiche energetiche quando nemmeno la dimensione nazionale è in grado di affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Pensiamo invece che l'Italia unita e forte debba presentarsi come grande sistema paese nel consesso europeo per cambiare questa Europa, per dire no all'austerità che sta per ritornare, soprattutto per dire no a una corsa al riarmo folle e dissennata e per dire che l'Europa deve invece concentrarsi sul modello sociale, la sanità, la conoscenza, quello che l'ha resa famosa in tutto il mondo negli anni d'oro e soprattutto tutti gli investimenti nella riconversione ecologica, nella creazione di lavoro di qualità e nel rilancio di un sistema pubblico dei servizi che è fondamentale. Questa è la battaglia che noi lanciamo e devo dire che il primo passo, la costituzione del Comitato referendario per l'abrogazione totale della legge Calderoli, è stato un primo passo molto importante perché ha visto la convergenza larghissima di un amplissimo fronte di, ripeto, forze politiche, sociali, associative. Abbiamo tutte le condizioni non solo per affrontare questa battaglia, ma io penso anche per vincerla. Oggi a Verona per parlare di autonomia differenziata c'è sempre questa diatriba fra nord e sud, come se ne esce? Allora, se ne esce nel senso che l'autonomia differenziata è un male per il sud ma è un male anche per il nord, perché l'autonomia differenziata è un colpo allo Stato sociale, all'idea di democrazia sociale e quindi l'autonomia differenziata non è che solo incrementa delle diseguaglianze territoriali ma incrementa anche le diseguaglianze sociali e quindi l'autonomia differenziata possiamo dire fa male anche al nord, non fa male solo al sud e questo è qualcosa che bisogna cercare di veicolare, di far comprendere qui al nord. Perché l'autonomia differenziata è un volano per la dismissione di quelli che sono i diritti sociali e mi riferisco in particolare alla sanità, all'istruzione, ma è anche un volano per un ulteriore passo nella deregolamentazione del lavoro. Mi riferisco ad esempio alla contrattazione collettiva nazionale, che non sarà solo una contrattazione collettiva non più nazionale, ma facilmente sarà un passaggio per un incremento ulteriore di quella che è la contrattazione collettiva a livello aziendale o addirittura individuale. Quindi in questo senso l'autonomia differenziata porta a una diminuzione e la garanzia dei diritti di tutti e in particolar modo anche all'interno delle regioni del nord di quelle che sono le classi sociali più deboli. Quindi incrementa quelle che sono le diseguaglianze sociali, porterà ad ulteriori processi di privatizzazione in materia di garanzia di diritti sociali. Mi riferisco ad esempio all'ambito della sanità, già oggi abbiamo anche in queste ricche regioni del nord delle lunghissime liste d'attesa, dei grossissimi problemi sulla sanità. Questi non faranno che incrementare. Questi problemi li abbiamo avuti con il regionalismo, abbiamo avuto un assaggio. L'autonomia differenziata incrementerà ulteriormente, segna un'ulteriore tappa in questo processo di smantellamento dello Stato sociale e aprendo ancora di più a quelle che è la sanità privata e questo ovviamente non potrà che acuire delle disuguaglianze. Chi potrà permetterselo si rivolgerà alla sanità privata, avrà una sanità di un certo livello, chi non potrà permetterselo avrà il residuo della sanità pubblica, ma quello che rimane sarà molto poco. Questo lo vediamo già adesso, con l'autonomia differenziata incrementerà enormemente. Altro elemento che possiamo citare, con l'autonomia differenziata aumenterà quello che è un vero e proprio caos normativo, cioè un'incertezza del diritto e questo è un male anche per l'idea dell'efficientismo delle regioni del nord. Ma ripeto, secondo me il problema maggiore dell'autonomia differenziata è questo incremento delle diseguaglianze sociali e territoriali. In tutto questo, da costituzionalista, vedo una violazione della Costituzione. Vedo una violazione del principio di unità della Repubblica, vedo una violazione del principio di solidarietà e una violazione del principio di eguaglianza, perché l'autonomia, così come concepita dalla Costituzione, è un'autonomia che è funzionale ad una maggior garanzia ed effettività dei diritti, perché è un'autonomia che è inserita armonicamente in un rapporto di sinergia con quello che è il principio di solidarietà e il principio di eguaglianza, non è sganciata da questi. Autonomia differenziata io la chiamerei invece un'autonomia delle diseguaglianze, perché la differenza in realtà è una bella parola, vuol dire diversità, ma al netto di quelle che sono le diseguaglianze economico-sociali. Invece questa autonomia è un'autonomia che
si fonda e fonda diseguaglianze economiche e sociali. Poi c'è da considerare, a proposito di leggi e legalità, che la questione è che alcune cose avranno un valore in una regione e non in un'altra. Sarà effettivamente quel caos che diceva lei, che sarà davvero incomprensibile. Poi, senza non citare Don Milani, come si possono fare cose uguali fra disuguali? Certo, sarà un vero disastro da questo punto di vista, sarà un grandissimo caos normativo. L'autonomia differenziata prevede la possibilità di evolvere 23 materie che sono articolate in oltre 500 funzioni. Per cui veramente non si riuscirà più a capire qual è la norma che regola una determinata situazione, in che cosa quella situazione è regolata diversamente tra il Veneto, la Lombardia, eccetera. Cioè veramente in questo senso si creerà un caos normativo. Tutto questo caos normativo non è funzionale a una miglior garanzia di quelli che sono i diritti, le condizioni di vita, la dignità anche dei cittadini. Penso anche all'istruzione. La scuola è, lo diceva molto bene Calamandrei, la scuola è un organo della democrazia, è un elemento fondamentale della democrazia, perché è uno strumento di emancipazione, perché è uno strumento di eguaglianza. Vi è la possibilità con l'autonomia differenziata di pagare ad esempio diversamente gli insegnanti, contratti diversi sul territorio nazionale. Questo porterà ovviamente a delle differenze enormi sul territorio nazionale, ma nei programmi così come nel trattamento degli insegnanti, degli studenti, eccetera. Queste differenze già esistono, bisognerebbe cercare di rimuoverle, come dice l'articolo 3 della Costituzione, l'autonomia differenziata le incrementa. Festa consueta della CGIL a Verona, la 3 giorni classica per potersi incontrare, per poter parlare. Quest'anno c'è un tema importantissimo, quello dell'autonomia, senza dimenticare quello dell'antifascismo che alla cronaca in questi giorni sta portando su ancora tante notizie veramente negative. Sì, il tema che abbiamo scelto, tra i temi che abbiamo scelto, quello dell'autonomia differenziata e del premierato, che sono temi di estrema attualità, anche perché nei prossimi giorni partirà la campagna referendaria contro l'autonomia differenziata, che coinvolgerà tanti soggetti politici, associazioni e organizzazioni sindacali, quindi il tema è assolutamente coerente con il momento e con le scelte sbagliate che noi riteniamo appunto tali della politica del governo Meloni. A proposito di governo Meloni, c'è da sottolineare quanto siano stati capaci di trovare un'alleanza di fatto su temi che sono completamente distanti fra di loro, fra autonomia differenziata e premierato. Il web non perdona, ci ha restituito delle immagini della Meloni che parlava di abolire le regioni, invece adesso va per l'autonomia differenziata. Sappiamo che coesistono due pensieri molto diversi tra loro all'interno della coalizione di maggioranza. La Lega da sempre porta avanti il tema dell'autonomia, mentre il presidenzialismo, premierato che dir si voglia, è, come posso dire, un cavallo di battaglia della prima ministra. Evidentemente riescono a farli convivere in un progetto politico che destabilizzerà dal nostro punto di vista il Paese, rompendo quel patto sociale di eguaglianza e solidarietà che è insito nella nostra Costituzione. Credi che Verona riuscirà a tenere alta la bandiera della democrazia e della libertà in questa circostanza? Ovviamente le forze che hanno aderito a questa coalizione contraria all'autonomia ce la metteranno tutta per essere protagoniste nella saldatura sempre più forte che dobbiamo avere nei principi democratici.